100 anni fa moriva una delle portatrici carniche, Maria Plotzer-Menti, oggi l'omaggio della Regione. È una commemorazione importante che si inserisce nelle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, una donna forte, coraggiosa e devo dire una figura straordinaria della nostra regione che oggi non soltanto ricordiamo ma che in qualche modo ci inorgoglisce per l'azione che ha saputo fare in un momento così complicato e difficile come la Prima Guerra Mondiale, anche la capacità da donna di riuscire a fare un gesto assolutamente importante anche per la patria. Lei ha ricordato le tante iniziative della Regione a sostegno del centenario, fra cui l'Albo d'Oro. L'Albo d'Oro, la consegna della medaglia sono probabilmente le iniziative che stanno avendo il maggiore successo e anche quelle che ci stanno inorgogliendo di più, anche perché sono tante le persone che con grande dignità e anche commozione accettano la medaglia del loro caduto. Magari è passato tanto tempo, ci sono generazioni di mezzo, ma il legame con i propri caduti è fortissimo.